Bene, eccoci anche oggi insieme per parlare di un provvedimento definito con un po' di enfasi epocale, perché permetterebbe l'adeguamento del patrimonio edilizio ai nuovi criteri di sostenibilità ed ecocompatibilità energetica. Però ci sono molti problemi all'avvio del cosiddetto superbonus 110%. Ne parliamo con Lino Bertin, che abbiamo in collegamento da Belluno. Lui è il presidente di ANACI Veneto, Associazione Nazionale degli Amministratori Condominiali ed Immobiliari, che recentemente hanno lanciato un alert, insomma, sulle difficoltà a far partire questo provvedimento. Intanto benvenuto a Lino Bertin. Detto ciò, in un Grazie. comunicato avete elencato una serie di punti che rallentano l'avvio di questo importante momento. Possiamo ricordarli? Il primo è stato l'accesso agli atti, me lo ricordo anch'io. Sì, sì, l'accesso agli atti che continua ad essere un problema, nel senso che se i primi accessi erano abbastanza veloci, poi sono diventati abbastanza lunghi proprio perché tantissimi hanno cercato di fare gli accessi e quindi anche nei comuni medi, medio-piccoli è difficile averlo. Quindi è il primo passo perché è essenziale che ci sia nella comunità edilizia per poter accedere al superbonus, quindi è Cioè, il primo tradotto, passo e fin tanto che non abbiamo questa certezza, chiaramente non è possibile nemmeno dare incarico ai tecnici per fare gli altri accertamenti e quindi i tempi si allungano purtroppo, di più di quanto si pensasse all'inizio. Ecco, questo per è un provare po'. per tradurre l'immobile per poter accedere al bonus deve essere completamente in regola, ecco, non ci devono essere abusi o situazioni non sanate, corretto? Esatto, esatto, perché vengono distinti, diciamo, abusi cosiddetti di condominiali e abusi poi interni ai singoli appartamenti. Per poter accedere al superbonus è stato semplificato da parte delle ultime normative il fatto che deve essere verificato appunto la congruità a livello di condominio, quindi che il progetto sia stato realizzato in maniera equa, in maniera corretta e non ci siano stati quindi poi dei mini abusi, anche la classica chiusura delle terrazze per dire o altre cose, mentre gli abusi interni sono vincolanti eventualmente per accedere poi ai cosiddetti interventi trainati nel condominio. Ma quello che è importante è poter iniziare quindi col discorso condominiale e quindi la verifica della congruità edilizia condominiale nel suo complesso, insomma. Ecco, ma perché è difficile questo accesso agli atti per le consuete lentezze della burocrazia italiana? Perché, allora, siccome la maggior parte, tra l'altro, dei condomini che prendiamo in considerazione non sono recenti, non sono recentissimi, e le cartelle, diciamo, non sono cartelle cartacee, quindi bisogna che recuperano negli archivi, che poi, tra l'altro, ci sono anche gli archivi storici per alcuni edifici e il comune non ha a disposizione personale sufficiente per poter rispondere appunto alle domande, perché è un tipo di, diciamo, di lavoro che non è stato contemplato fin dall'inizio, anche se eh, con l'ultima legge è stato dato anche la possibilità ai vari comuni di acquisire, di prendere, diciamo, di avere nuovi dipendenti, ma non è stato sbloccato la possibilità dell'assunzione vera e propria, quindi anche questo, quindi se tu hai bisogno per forza di utilizzare il personale che hai, di fatto i tempi sono lunghi, insomma, necessariamente. Un secondo punto di difficoltà, lo ricordo, è proprio la stesura del contratto poi, con i Sì, cosiddetti la stesura general del contractor. contratto. Sì, la stesura del contratto che diciamo è il terzo step, perché è chiaro che poi c'è il discorso della verifica della possibilità del salto di classe, del salto di due classi energetiche nel condominio cioè che gli interventi siano sufficienti per fare appunto questo salto di classe.
e quindi una volta poi passato questo step, poi c'è il discorso di fare il capitolato complessivo per poi arrivare al contratto definitivo. È chiaro che per arrivare al contratto bisogna che tutti i passaggi intermedi siano stati passati in maniera positiva, perché c'è il discorso della congruità, come dicevo prima, dal punto di vista del passaggio di classe, ma poi c'è anche il discorso della congruità dei prezzi che è previsto appunto dalla norma, che quindi i vari tecnici devono assicurarti che tutto quello che stai elaborando sia conforme alla normativa. E tra l'altro ci sono state delle modifiche introdotte nei mesi successivi che avrebbero dato possibilità di fare interventi anche diversi e che quindi di conseguenza poi anche i tecnici si trovano a dover aggiustare il progetto e quindi è più difficile arrivare a quello conclusivo con cui puoi fare il contratto col general contratto, perché quando tu arrivi al contratto devi essere tranquillo che è tutto a posto, perché la responsabilità è sempre del committente, è il committente che dice che è tutto a posto e quindi il general contratto acquisisce il credito, ma le verifiche, siccome le verifiche successive che sono previste anche fino a 8 anni vengono fatte dall'Agenzia delle Entrate, vengono fatte sul condominio, quindi è il condominio che eventualmente poi deve rispondere nel caso che ci fossero degli errori e poi rivalersi appunto sui tecnici che fanno le asseverazioni, insomma. Ecco, scegliere gli interlocutori giusti fa sicuramente parte della vostra professionalità, ma avete avuto l'impressione che di fronte a questo, che per il settore edile è sicuramente un'opportunità importante, quella del super bonus, si siano introdotti nel mercato anche, voglio dire, realtà un po' maneggione, che hanno cercato di qualificarsi senza averne poi alle spalle le caratteristiche? Sì, 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 è vero, infatti ci sono, tutti i giorni ti arrivano proposte anche appunto via mail, no, di società che si propongono con chiavi in mano. È chiaro che di queste non ci si può fidare fino in fondo, sicuramente, perché quello che è importante è che tu abbia a che fare intanto con tecnici qualificati di fiducia, e che è la prima scelta, quindi il primo step, quindi tu amministratore devi scegliere i tecnici che ti diano tranquillità, appunto, che tutte le cose vengono fatte in maniera seria. E quindi chi ti viene a proporre il chiave in mano con anche loro tecnici o loro ditte, ovviamente non è molto da fidarsi, insomma. Quindi la strada più logica appunto è quella della scelta del tecnico di fiducia, scegliere le ditte con cui normalmente collabori, che quindi sai che lavorano in maniera seria, e quindi poter acquisire questo attraverso il general contratto che ti accetta la scelta delle persone e delle ditte che sono di tua fiducia. In caso contrario, io come amministratore non mi sento infatti di firmare un contratto a scatola chiusa. Abbiamo finora citato 3 o 4 punti di difficoltà, ce ne sono altri? Ma queste sono le difficoltà più importanti. Beh, è chiaro che ecco, si affianca a questo il fatto che per appunto fare i vari step bisogna fare più assemblee di condominio, perché non è che all'inizio fai l'assemblea appunto per poter iniziare a fare le prime verifiche, perché chiaramente se le prime verifiche non sono soddisfacenti, non portano a buon fine, è chiaro che rimangono dei costi a carico del condominio, quindi comunque bisogna deliberare le prime scelte tecniche e poi successivamente le assemblee intermedie e prima di arrivare al contratto definitivo l'assemblea definitiva. Quindi soprattutto con i condomini medio-grandi è difficile convocare le assemblee, perché bisogna trovare gli ambienti adatti, eccetera. Non ci si può fidare di fare le assemblee solo online come è previsto anche dalla norma, perché chiaramente sono decisioni importanti e quindi ecco, ci troviamo tra il crudo e il martello. Quindi la scelta che anche come ANACI Veneto abbiamo fatto è quella di fare le assemblee miste, quindi chi può partecipa e chi si può collegare si collega, quindi si fanno le delibere, diciamo, con una certa tranquillità. Ma ripeto, la tempistica è anche questa, cioè
dovendo fare più assemblee, è chiaro che il fatto che la pandemia abbia portato appunto a chiusure anche ultimamente appunto della zona rossa, chiaramente è stato quasi impossibile fare le assemblee. E a fronte di questa situazione di impasse, voi state sostenendo la proposta che in sede parlamentare è di posticipare il termine ultimo del super bonus al 2023 perlomeno. Sì, perché se di fatto quest'anno, cioè l'anno scorso che era meglio saltato, quest'anno non riusciamo a partire se non con pochi cantieri, per poter effettivamente fare l'intervento che sarebbe necessario fare, ci vuole più tempo, insomma, ci vuole più tempo, quindi almeno 2023 deve essere per forza codificato. E ripeto, è importante saperlo oggi, non che ci diano la proroga a fine 2020, a metà del 2022, perché allora non potresti programmare i cantieri, che comunque sono cantieri che richiedono delle tempistiche importanti, che sono soltanto i condomini piccoli che magari sono sufficienti 2 o 3 mesi, ma i condomini medio-grandi chiaramente richiedono un certo tipo, un cantiere abbastanza lungo, e quindi devi programmarlo e prevederlo con tempistiche utili, insomma. Per concludere con una curiosità, lei è il presidente veneto, ma ricordavo in collegamento da Belluno. Ha notizia che nella sua provincia siano partiti dei cantieri col super bonus? Non le chiedo la Ce regione, n'è ma almeno la partiti, provincia. ma pochi, pochi. Allora, a livello di Belluno dovremo partire il primo entro le prossime settimane. A livello di regione ce n'è, ma sono purtroppo pochi. Cioè, ci sono tanti progetti che sono a buon punto, diciamo, nella programmazione, questo sì, però l'avvio di cantieri veri e propri siamo proprio a numeri molto, molto esigui. Grazie, allora buon lavoro a Lino Bertin, che ricordo essere il presidente di Anaci Veneto. Speriamo che la situazione evidentemente si sblocchi il prima Pochi. possibile, quantomeno posticipando il termine come richiesto al 2023. Ricordo il nostro ospite, il presidente di Anaci Veneto, Associazione Nazionale Amministratori di Condominio e di Immobiliari, in collegamento da Belluno. Grazie ancora, alla prossima e buona giornata. Grazie e buon giorno a tutti.